L'ASP di Agrigento è presente con l'unità mobile al Palacongressi in collaborazione appunto alla buona riuscita della festa del mandorlo. Tanti sono stati gli interventi effettuati, ecco, possiamo fare anche un consuntivo con chi quotidianamente se ne occupa. Sì, grazie. C'è stata come sempre una grande partecipazione non solo degli agrigentini ma anche dei ragazzi stranieri che hanno voluto approfittare delle nostre prestazioni. Molti ragazzi fumatori hanno fatto la misurazione del monossido di carbonio, ma anche la glicemia, l'indice di rischio diabete a 10 anni, insomma tutte queste prestazioni appunto che gratuitamente facciamo all'interno dell'ambulatorio. È sicuramente una realtà interessante perché ci mette a contatto proprio con le esigenze delle persone, dei ragazzi, ma anche delle persone più grandi che appunto con curiosità sono entrate, hanno chiesto, hanno voluto un po' sapere noi come azienda sanitaria come ci muoviamo, anche per quanto riguarda l'importanza dell'attività fisica. Sappiamo che è importantissima, proprio lo stile di vita incide sull'aspettativa di vita. Quanto è importante questa presenza qui? Ma la nostra presenza è molto importante perché dà praticamente un impulso sia alla città di Agrigento, tutta la provincia come sempre è quello che facciamo, ma soprattutto in questo caso siamo riusciti anche a fare prevenzione, diciamo, a tutti i popoli e a tutti quelli appunto che partecipano alla sagra. Iniziativa che fate solitamente anche quando ci sono altri eventi così importanti, insomma. Sì, sempre noi siamo presenti e abbiamo una novità che non diamo nessuna anticipazione, ma saremo i primi in Italia ad avere un video interattivo importantissimo che sarà messo ad Agrigento e a Sciacca. Vi diciamo solo questo.